parcheggio Pultalmana. Io da qui, trattori e portole, e si va verso la Forcella di Sale. Sì, sì, lì. Bello, eh? Si vede già la croce. Ah, non sei contenta? Guarda. Avranno fatti scoraggiare da un po' di salita. Sì, adesso da dritto a sinistra, perché dopo si può fare un giro ad anello volendo. Quando arrivi su, se scendi dall'altra parte, arrivi di qua. Capito? Guarda che bella Santella invece lì. Senza paura va via. Dai che è quasi pianeggiante va via. Dai che adesso è asfaltato. Di qua sentirò Filippo Benedetti. Se no fai ancora più fatica. No, ma tranquilla Barbara, non è ripida, dai. Vai Babi, numero 1. No, però panorama c'è, dai. Sì. Guarda. Questo tratto è orizzontale. Tra poco Barbara ti sentirà orgogliosa di te stessa, vedrai perché. E vedrai adesso vedere il cartello. Vedrai il cartello adesso. Vieni, vieni. Guarda, 30%? Sì. Ma era piano? Quasi piano. Quasi. 30%? Non mi hai visto 30%, ti giuro. Neanch'io. Adesso siamo arrivati alla Forcella di Sale, che è questa qua. Andiamo lì a destra, scendiamo. E in un attimo siamo arrivati. Dai che adesso l'escursione ci sorride, vabbè, non sei contenta? Ancora 30 passi, Monte Guglielmo che faremo prima o poi. Adesso a destra qua, vabbè, risaliamo da qua. Guardi signorina che bellissimo bosco d'abeti. Vai Bobby, dai. Dai che ce la fai. Su. Chi sei? Mesner. Vai Bobby, su. Ah. Si è aperto abbastanza qua, eh? Una panchina. Bel panorama. Mezz'ora, siamo arrivati su in cima. Ma dove devi andare? Di sopra? Ma si vede da qua. No, bellissimo. Bello ripido anche. Vai! Brava, guarda, 5 minuti da qua siamo arrivati. Guarda, siamo arrivati. Vai, vai. Da qui fanno la corsa in montagna. La Mana Trail. Vanno su di corsa fino in cima alla montagna, via. E ci siamo quasi. Vai Babi, su. E che ci siamo quasi.
Ah, vabbè. Grandissima. Piace? Wow. Io non vengo a aprire con... No, no, tranquillo. Tranquillo. Bella grande come croce, no? Bella grande come croce. Bellissimo. Da qua il lago si vede benissimo. È un'isola anche. No, no, tranquilla. Filo di cresta. E allora, signorina, cosa ne pensa della Punta Almana? Per me è stata un po' difficile. Il primo pezzo, che tra l'altro c'è un'inclinazione del 30%, cosa che non sapevo, mi ha spaccato le gambe. Difficilissima. Difficilissima perché non è che dici è solo un pezzettino, no, è un'ora e mezza di salita al 30%. Ecco. Poi il resto, il secondo pezzo, sì, è abbastanza semplice, è solo l'ultimo pezzettino che si vede qua, diciamo l'ultimo quarto d'ora, no, anzi gli ultimi 10 minuti, è una bella salita, ma in 10 minuti insomma si fa. Sì, infatti. Ecco, quindi la consiglio, sì. Bella? Sì, bella. Un po' impegnativa. È un po' impegnativa perché ricordatevi il 30% di inclinazione per un'ora e mezza. Sì, beh, dopo ci sono ancora un'ora e 10 però. 2 ore e 40 in tutto. Però il panorama è bello, eh? Sì, anche su si sta bene, bella arietta fresca. Infatti. Oh, lei, sulla campana. Ciao! La storia di Luciano Bertagna. No, non è la storia, è praticamente Una preghiera. è una dedica a lui che praticamente, oddio mi fa piangere però, che questi erano i luoghi che lui preferiva e quassù si vede l'orizzonte, il vento porta la sua voce e qui ci sarà sempre il suo ricordo, è il posto più bello dove amava. Che bello. Bello qua, bello.